l'influenza sembra stia mettendo fuori la testa, è un virus diverso chiaramente da quello del Covid, sono già stati fatti alcuni isolamenti in Italia, quindi è possibile, l'anno scorso abbiamo avuto una casistica molto limitata, ma è possibile che quest'anno dopo Natale si ripresenti un'influenza classica. Anche nel territorio dell'Ulse Dolomiti martedì prossimo 2 novembre partirà la campagna vaccinale contro l'influenza. L'avvio delle somministrazioni riguarderà, oltre al personale sanitario, gli over 60, che sono circa 68.000, e in particolare chi è affetto da patologie croniche e più in generale i fragili. Le persone che beneficiano della vaccinazione anti-influenzale per età sono abbastanza simili a quelle che oggi stanno eseguendo la terza vaccinazione Covid, quindi dal punto di vista organizzativo dobbiamo un po' concordare i percorsi. In campo i medici di famiglia, i veri protagonisti della campagna anti-influenzale, in continuità con quanto accade oramai da diversi anni, che, se lo richiederanno, potranno ricevere anche alcune dosi di vaccino Covid per la somministrazione contestuale della terza dose. La cosomministrazione è indicata come non solo possibile ma anche organizzativamente raccomandata, in quanto la persona esegue in un unico accesso entrambe le vaccinazioni. Che è quanto accadrà negli hub vaccinali dell'Ulse Dolomiti, dove si stanno somministrando le dosi booster di vaccino anti-Covid, assieme al quale sarà proposta anche l'anti-influenzale. L'arco temporale adeguato per la vaccinazione contro l'influenza si riferisce ai mesi di novembre e dicembre ed è il periodo entro il quale la somministrazione è raccomandata.